Salve a tutti, parliamo ora di variazioni senza ripetizione, però prima dovreste vedere il video sulle permutazioni per capire questo. Allora, come nel caso delle permutazioni abbiamo n elementi, però adesso ci interessa mettere in fila soltanto una parte di essi, R, prendiamo R minore di n, quindi prendiamo di tutti quegli n elementi, noi ne prendiamo R e ne mettiamo in fila e ci interessa sapere in quanti modi possiamo disporli. Qui c'è il posto 1, il posto 2, il posto 3 fino al posto R, ripeto con R minore di n. E quindi per riempire il primo posto ho n possibili scelte, uno qualunque di quei n elementi. Per riempire il secondo posto ho n-1 scelte perché un elemento l'ho già scelto. Per riempire il terzo posto ho n-2 scelte perché i primi due li ho già riempiti. E così avanti fino al posto R, e qui dobbiamo ragionare un attimo su quante possibili scelte ci sono. Guardiamo che quando qui abbiamo il posto 2 abbiamo n-1, quando abbiamo il posto 3 abbiamo n-2, quindi questo numero qua che sottraiamo è 1 in meno di quello. Qui è 2 invece di 3 e quindi da n dobbiamo sottrarre r-1. Se noi adesso risolviamo la parentesi abbiamo n-r più 1 e quindi il numero di tutti questi modi in cui possiamo disporre si chiama numero di variazioni, quindi variazioni di ordine r di n elementi. E quindi vedendo qui questo numero di modi va moltiplicato, abbiamo n per n-1 per n-2 fino a n-r più 1 e possiamo volendo usare questo come formula, però questo si può riscrivere in un modo diverso. Qui prendo sempre la stessa cosa e vado a moltiplicare numeratore e denominatore con, diciamo, tra virgolette, la coda, perché qui abbiamo questo numero e tutto quello che i numeri interi decrescenti fino a questo e andiamo a mettere i successivi fino a 1. Andiamo a moltiplicare tutti i numeri successivi fino a 1. Il successivo, andando indietro, ovviamente sarà n-r, così avanti fino a 1. Quindi con questo moltiplichiamo sopra e anche sotto. Però sotto vediamo che abbiamo n-r da lì indietro e quindi qui sotto al denominatore avremo n-r fattoriale. Al numeratore abbiamo tutto il prodotto da n fino a 1, quindi quello sarà n fattoriale. Allora possiamo usare anche questa formula volendo, n fattoriale fratto n-r fattoriale. Vediamo un esempio. Abbiamo 4 elementi che chiamiamo A, B, C, D e R è uguale a 2. E questo significa che noi prendiamo in fila due elementi prendendoli da questi A, B, C, D. Allora, comunque il numero, variazioni di ordine 2 da 4 elementi, volendo usare questa formula qui dobbiamo moltiplicare da n indietro fino a n-r più 1. 4 meno 2 più 1 fa 3, quindi moltiplicare da 4 fino a 3, 4 per 3 che fa 12. Vediamo solo un attimo per confrontare con cosa abbiamo fatto qui in generale, lo facciamo qui con questi numeri, dobbiamo moltiplicare con la coda, no? Quindi 4 per 3 per 2 per 1 sarebbe, per 1 non serve che lo scrivo, se ho moltiplicato sopra con 2 devo anche dividere con 2 in modo che sia equivalente alla frazione. Qui abbiamo sopra 4 fattoriale e qui abbiamo 2 fattoriale, è proprio questa formula qui, no? Perché 4 meno 2 fa 2, quindi qua sotto avremo 2 fattoriale. Boh, e poi si calcola 4 fattoriale 24, 2 fattoriale 2, viene comunque 12, così. Questo era solo per mostrare cosa abbiamo fatto qui in generale. Va bene, ce ne sono 12, possiamo anche scriverle tutte queste variazioni di A, B, C, D. Qui noi dobbiamo prendere due elementi, quindi prendiamo AB, AC, AD, BA, BC, BD, CA, CB, CD, DA, DB, DC. Ho detto che sono permutazioni senza ripetizione, non possiamo mettere AA ad esempio. No, scusate, che sono variazioni senza ripetizione. Adesso infatti passiamo a vedere l'altro caso, le variazioni con ripetizione. E lì cosa si intende con ripetizione? Si intende in un modo un po' diverso dalle
permutazioni con ripetizione? Si intende che io in qualsiasi questi posti posso mettere uno qualsiasi di quegli n elementi anche ripetendolo. Quindi al primo posto posso mettere queste variazioni di ordine R di n elementi con ripetizione. Allora, nel primo posto posso mettere uno qualsiasi di n elementi, ma quell'elemento volendo posso ripeterlo al secondo posto, quindi anche qui ho n scelte, anche al terzo posto ho n scelte, anche nell'ultimo posto ho n scelte. Allora, questo numero di variazioni che ho indicato così, qua mettendo un primo, è n per n fin quante volte? R volte. Allora è n elevato alla r. Facciamo un esempio, n uguale a 2. Allora, in questo caso delle variazioni con ripetizione può anche essere che r sia maggiore di n, perché noi creiamo una fila di r elementi, ma possiamo andare anche a ripetere gli elementi che già abbiamo. Infatti vediamo proprio qui, abbiamo n uguale a 2, sono due elementi che si chiamano a e b, e r uguale a 3, quindi facciamo file, mettiamo in fila 3 elementi di questi, potendo anche ripetere. E vabbè, se calcoliamo n alla r, 2 alla terza uguale a 8, scriviamole tutte, no? E quindi appunto vediamole come sono fatte, no? Perché appunto 3 elementi in fila si può anche ripetere. Allora abbiamo AAB, ABA, ABB, BBB, BBA, BAB, BAA. Ok, però questa formula, che è scritta in forma di potenza, risulta ancora più chiara se noi pensiamo di prendere come elementi le cifre. Prendiamo n uguale a 10 e come elementi non prendiamo A, B, C, prendiamo proprio le cifre come elementi. Le cifre da 0 a 9 sono 10 elementi. E di nuovo prendiamo R uguale a 2, quindi ne mettiamo 2 in fila. Boh, n alla r, 10 alla seconda e 100, ma è ovvio, sono proprio i numeri da 0 a 99, perché gli metto in fila due di questi, 00, 01, poi arrivo a 09, 10, 11, poi arriverò a 19, 20, così avanti fino a 99. E questi sono proprio, da 0 a 99 sono 100 numeri, e sono proprio queste variazioni con ripetizione. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.